Savud. Bella ragazzi, qui è Savud in compagnia di un mio amico che è compagno di avventure su Call of Duty e Battlefield 3. Bella, sono Smoker. Gioco anche Qui, io a COD ogni tanto, di tanto in tanto. e vabbè, anche spesso. Comunque, siamo qui riuniti per parlarvi dei free for all. Cioè, lo spunto è tratto dalla rubrica che trovate sul mio canale che si chiama Free for All Life, perché io sono un appassionato di free for all. Però questa puntata è abbastanza particolare. Io la definirei una puntata bonus per i motivi che vi elencheremo in seguito. Allora, io amo totalmente i free for all, non so se anche Smoker li ama come me, però Sì. so che odia totalmente questo tipo di free for all. Forse non li amo come te, però comunque mi piacciono abbastanza. Ecco, Quelli allora, normali. quelli normali, perché normali? Perché adesso andremo ad analizzare questo free for all particolare. Allora, si tratta di free for all su Rust che è una mappa di Modern Warfare 2, su PC. Perché dico su PC? Perché qualche giorno fa Johnny Creek, che sul suo canale ha parlato dei free for all su Rust nell'Xbox. Ha detto che comunque Ron, che è un grandissimo giocatore che fa anche video su YouTube, riesce a gestirsi in questi video, allora mi è aumentato lo spunto per fare questo video, di cui già avevo l'idea. Allora, come potete vedere dalla partita in sottofondo, il casino è totale. Sul computer è impossibile giocare un tutti contro tutti su Rust dove si è in 18 o 20, non so. Quanti eravamo? Più o meno Ma sai che penso 18. 18. Bisogna avere gli occhi anche nel buco del culo per Eh, giocare bene. certo. Allora, dicevo, io amo totalmente i free for all. Figata. Questo video, diciamo, fa capire un po' come mai invece questo tipo non mi piace. Allora, noi ci chiediamo, da quando giochiamo a Modern Warfare 2 e ci capita di giocare a Free for All su Rust, ci chiediamo come faccia alla gente a piacere questo tipo di video. Ad esempio, non fa a respawnare che si è già morti. Tipo, ti trovi quanti coltelli Poi ci stanno poi addosso. i camper agli spawn. Esatto, i camper agli spawn che vabbè comunque sono quelli che vivono di meno perché alla fine appena nasci nello spawn ci sono 27 coltelli che volano, 860 Semtex, 3 milioni di qualsiasi tipo di esplosivo. Poi addirittura, cioè, qui vi metto una visuale panoramica per farvi vedere il casino che c'è nella mappa. E adesso vorrei anche farvi sentire un po' come il casino che si sente. Sentite. Questo era proprio il rumore intenso che si sente in questa mappa quando si gioca a questi free for all. Cioè, non soltanto tu devi stare attento, devi avere 860 occhi da ogni parte del tuo corpo per cercare di capire dove ti stanno sparando, ma oltre a questo c'è anche l'ansia del rumore che si sente. È assurdo, cioè io avevo le cuffie mentre stavo giocando, vi giuro, pensavo di essere in guerra. Poi guardate la quantità di esplosivi che c'è nella mappa, AC-130, aerei che si sparano tra di loro e non soltanto. Cioè, Smoker, secondo te perché alla gente piace questo tipo di free for all? Ma sinceramente io non lo so e non lo saprò mai perché non capisco proprio. Io non riesco a giocare proprio. Sono. Tipo, C'è vi un posso casino, è un testimoniare, casino terribile. posso testimoniarvi tranquillamente che mentre facevamo la partita, lui, non lo so, gli veniva una depressione, Scleravo di brutto, io sclero di brutto quando faccio nervoso, queste partite. invece io ridevo abbastanza perché comunque io non capisco come mai la gente veramente giochi a questo tipo di free for all, è ingiocabile, ti rovina la media, è caotico, una partita incasinata, è impossibile, incomprensibile, non capisco dove si trovi, cioè non lo so, un allenamento per i camper, deve essere un allenamento per coloro che vogliono usare il lanciagranate, i missili, un allenamento nabbo, non lo so, non vorrei dire agli altri nabbi, però cavolo, cioè queste partite sono veramente allucinanti. Come vedete, io ho usato un P90, esattamente Tigrato, tra perché l'altro, con perla di vera esatto, un tigre. P90 con una skin abbastanza modificata, arancione, insomma, tigrato, anche viola, ci sono spruzzi viola ogni tanto. Comunque, P90 perché ha un raggio di fuoco velocissimo e l'ho usato con mira stabile, anzi non è vero, non l'ho usato con mira stabile, l'avrei voluto usare con mira stabile ma purtroppo la classe mi sono dimenticato di farla decentemente, comunque perché avrei voluto mirare in no scoop e uccidere quanta più gente sarebbe stato possibile. Invece tu hai usato l'RPD? Sì, RPD.
E come mai? Perché non riuscivo mai a svuotare il caricatore, quindi non c'era, perché morivo prima e non c'era bisogno mai di ricaricare, perciò Ah, quindi morivo usavi prima l'RPD che... perché tanto andavi così, Sì, sparo a spammavo a caso. Ah, tra l'altro caso. qui ti ho appena ucciso, o forse mi hai ucciso tu. No, mi sa che mi hai ucciso tu, comunque. La cosa strana è che non ha laggato. Cioè, veramente una cosa strana. Lo sdrogheggio di questa partita, giusto per usare un termine alla Johnny Creek, è veramente incredibile. E la cosa strana è che veramente non abbia laggato la partita e anche il video. Infatti sono sorpreso e sono anche abbastanza contento di come sia uscito il video. Quindi, È uno dei teoricamente, primi. vi abbiamo detto i nostri pareri. Strano anche che sono riuscito a fare qualche serie da UAV, anche se ho fatto comunque una media schifosa. Tipo qua, Non sono, guarda, eravate in tre, sono sei usciti allo stesso posto. e vabbè, non sono positivo neanche di lontanamente, cioè tipo sono il ratio 0,003, tra l'altro gente che striscia. E come mai faccio questo video? Perché io vorrei chiedere un po' alla gente come mai questi video, cioè scusate, questi gameplay, perché giocate, fate queste partite? Non so se ci sono italiani che giocano queste partite, non so, magari qualcuno vuole spiegarmi che cosa ci trova di bello in queste partite, perché veramente io non lo capisco. Cioè, io come ho detto già nel mio canale, in tutti gli altri video del mio canale che potete trovare sotto il nome di Sabuda Donta, che comunque ha un bel significato, se voi lo cercate, oppure se parlate con qualche amico sardo, se ce l'avete, vi potrà spiegare cosa significa. Comunque, dicevo, io mi chiedo come mai questi free for all piacciono alla gente, perché dicevo, nel mio canale spiego come mai a me piacciono i free for all normali, ma questo tipo di video sono veramente cioè questo tipo di gameplay sono allucinanti. E il gameplay infatti sta per finire, una media abbastanza orribile. Tra l'altro, come sempre, faccio l'ultima kill, cioè faccio l'ultima morte, e qui ho provato a fare un 360, ma è finito il video. Quindi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi, grazie Bella ragazzi. dell'attenzione. Bella a tutti.